Va ora in onda Osalotti Ronnandonia. Signori, c'è un gradito ospite. Assettatevi e pigliatevi un bello caffè. Era da maggetta caderanzina, a schiocco li cerase rossi. Fresca era l'aria e tutta lo giardino, addurava de rosa a 100 passi. Era da maggio, no, non me ne scordo, una canzone cantava a due voci. Più tempo passa, più me ne ricordo. Fresca era l'aria e la canzone a voce. E dicevo, ora mio lontano vai, ma secondo loro, chissà quando tornerai, rispondevo, io tornerai quando tornerai. Si sto giorno torna a maggio, pure a maggio sto un peccato. Si sto giorno torna a maggio, pure a maggio sto un peccato. E sotto tornate come una volta cantammo insieme la canzone antica. Passa il tempo e il mondo si vuota, ma l'amore vero no, non può dire. De bellezza mia mi innamorai, si dà ricordo innanzi alla fontana. L'acqua là dentro non si secca mai, e ferite d'amore non si sanno. Non si sanno a sanare, se fosse gioia mia, mi sa stare a barzamate, a guardarti e non star lì, e ti dice, coro mio, tornati su. Torna maggio e torna amore, fatemi che lo torna maggio e torna amore, fatemi che vuoi.
Bene, buongiorno a tutti da parte di Antonio Romano. Oggi è venerdì e come tutti i venerdì quando ho grandi artisti miei ospiti, purtroppo siamo all'ultimo giorno al commiato, però sono contento, veramente contentissimo di avere avuto qui per questa settimana Mario Trevi. Buongiorno Mario. Ciao, buongiorno a tutti. È un piacere averti perché ecco, quando c'è un grande artista che ha una lunga carriera puoi parlare di tante di quelle cose. Io amo diciamo partire dalle origini ai giorni d'oggi e tu... Io sono rimasto contento che mi hai invitato perché sei una bella persona, c'hai una bella radio, c'hai un bel ascolto perché mi sono informato, è veramente una radio che la fai seriamente e Napoli ti deve. Io ti ringrazio e Napoli deve tanto anche a te. Io volevo dire questo: da partire dalla seconda metà degli anni '80 ne assistiamo a quel fenomeno radiofonicamente deplorevole della cancellazione della canzone classica napoletana dai palinsesti, non solo delle radio nazionali ma anche delle radio napoletane. A Napoli succede anzi che con gli anni '60, affermandosi un altro genere che devo dirti rispetto ma non mi interessa da un punto di vista radiofonico, non interessa il mio pubblico, diciamo che ci troviamo al paradosso che o è questa canzone diciamo più moderna, quella cosiddetta neomelodica, o non c'è più niente, cioè il classico che alla fin fine io faccio un'osservazione e tu mi darai ragione sicuramente. Noi abbiamo per nostra conoscenza secondo me il 20-25% del patrimonio complessivo. Vi sono delle canzoni classiche di grandi autori storici che non sono state o mai incise o sono state incise da Papaccia, Parisi eccetera eccetera, che andrebbero riproposte. E poi fatto questo tipo di considerazione, io vorrei parlare anche di un'altra cosa, ne abbiamo accennato qualcosa nei giorni scorsi. Io sogno una città con posteggiatori a ogni angolo di strada. Sogno una città in cui nelle scuole si fanno conoscere le opere dei maggiori cantanti, scrittori, artisti napoletani. Cioè sogno una città che valorizza le proprie risorse. Sto sognando oppure posso pensare che questo si possa avverare? No, tu stai dicendo una cosa molto importante, che se veramente gli addetti ai lavori o i nostri governanti, come ho detto poco fa, cioè nelle trasmissioni che abbiamo fatto nei giorni passati, e si mettessero veramente in testa di fare le cose per bene, ma tu pensi che praticamente facciamo conto via Caracciolo o Mergellina, vicino a questi chalet che si mette dei posteggiatori a indicare, a fare ascoltare il nostro patrimonio della canzone classica napoletana. Ma i giovani a un certo momento ci dovrebbero ringraziare, soltanto ringraziare, perché dovrebbero dire noi non sapevamo questo, è chiaro? Sì. E sarebbe ancora più bello per i turisti, è chiaro? Assolutamente. Questo è il discorso. Però tutto questo, per fare questo, è sempre subordinato a quello che sono i nostri governanti. Ci vuole la volontà innanzitutto e anche la competenza, perché molti probabilmente non hanno neanche... Ma io ho l'impressione che al Comune di Napoli non ci sono persone competenti in materia. No, ma difatti io entro in una polemica, ma così molto garbatamente, perché è una cosa storica che mi sa. Cioè voi pigliate il Trianon come teatro, lo fate teatro della canzone napoletana. Oggi vedo i manifesti di Patti Bravo, per l'amor di Dio, tutti rispetto per l'artista, però cosa c'entra con la canzone napoletana? Semplicemente che c'è un direttore artistico che è più votato a quelle cose, per cui ha stravolto completamente quello che era l'indirizzo del teatro. Allora, il Trianon di Napoli, tu come ben sai, come l'Apollo, erano i due teatri che facevano Papaccia, Pasquarello, Donnarumma, Parisi, Rubini eccetera. Ma quando tu mi parli che il Trianon, che poi l'hanno chiamato Trianon Raffaele Viviani, non c'entra niente, perché quello lì è un teatro così popolare che devono andare artisti popolari napoletani che sanno cantare le canzoni napoletane e informare il pubblico che cosa è la canzone napoletana, non soltanto sulle mie, ma anche quelle lì che non sono state mai cantate. Esatto, e questo è il discorso. E questa è l'incompetenza che hanno questi signori, questa è l'incompetenza. Ascoltiamo una canzone e ci ritorniamo. Serenatella la compagna e scuola, casa chiamavano non mi ricordo. Troppi anni sono passati tempo voglio, e mo soltanto che mi stanno di contare. Ma come fosse ieri a me mi pare da vedere,
lo stesso banco proprio a fianco a me. Serenatella la compagna di scuola, che si guardava già tremava come che. Ma che ci pensa a fare, vado a Roma a dostare, che la felicità che mi poteva accompagnare. Più tempo passa e più mi viene a mente, e più una volta sento la voce che mi dice: con me che allora non capisco niente, io ti volevo tanto bene, grida a me. Io pure le rispondo, ti volevo bene a te, perché non c'è capetta, ma perché? Più tempo passa e più mi viene a mente, ma un uomo niente non mi posso ricordare. Ma che ci pensa a fare, vado a Roma a dostare, che la felicità che mi poteva accompagnare. Serenatella la compagna di scuola, che mi ricordi si chiamava gioventù. State ascoltando Osalotti Ronnandonia. Mario, un'altra cosa che mi ha incuriosito della tua carriera recentissima, tu qualche anno fa hai dedicato un intero tuo album di canzoni a Pino Daniele. Sì. Ce ne racconti? Ecco, perché ti è venuta questa? È perché io mi incontrai con lui e lui mi disse: "Ui Mario, come stai?" Così, sai, che la voce sua, come stai? Certi, sì, ma tu sai come saranno l'ispirazione di fare un disco delle tue canzoni? E io si dice: mi facesse piacere. E io feci Trevi canta Daniele. Una cosa bellissima, Sì, io sì, devo dirti la verità, ti devo confessare, non l'ho mai sentito, però ci terrei, ecco, ad averlo questo lavoro, perché sono convinto che tu avrai dato un'interpretazione molto bella ma di io queste poi, canzoni. Io poi gli telefonai e ci incontrammo a Napoli, gli diedi il disco e lui mi disse: sai che le cantate buone. Ascoltiamo un'altra canzone, poi proseguiamo ancora nel discorso. Napoli mille colori, Napoli mille paure, Napoli a voce de creature che saglia piano piano e tu sai che non si suona. Napoleno sulla mare, Napoli a dove mare, Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta giorno.
rinde vive insieme all'altro. Napoli tutto lo suona, ya sape tutto mondo, ma non sanno la verità. Napoli mille colori, Napoli è una camminata, Napoli è un solo amaro, Napoli è una carta sporca. Dunque hai detto testualmente tu qualche tempo fa: non piacerà a tutti, deluderà i tradizionalisti, ma piace ai giovani e questo piace a me perché il mondo è dei giovani. Ti sei riferito alle tue rivisitazioni in chiave moderna del tuo repertorio. Ecco, cosa fa oggi Mario Trevi e chi sono i Luna Bianca? Dunque, praticamente io non ho fatto altro, chiamiamolo furbata, nel senso che io ho preso O Sole Mio e invece di dividerlo in 4 come si fa, l'ho diviso in 2, l'ho raddoppiato insomma i tempi. Sì. E così tu vuoi fare l'americano, Torero, così ho fatto con Lazzarello, Guaglione e così via. E abbiamo fatto questo spettacolo che si chiama Mario Trevi Luna Bianca Turbo Folk. Sì. Siamo 21 persone in scena. E questo spettacolo dura 2 ore e 10, nel senso che tutti i giovani sentono e ascoltano queste canzoni con degli arrangiamenti ultramoderni, addirittura futuristici, perché il giovane vuole muoversi, vuole essere allegro. Ritmo. Ecco, perché i giovani vogliono sentire il ritmo della canzone proprio nello stomaco. E allora noi non abbiamo fatto altro che prendere un gruppo di orchestrali, una coppia di cantanti e una maschile e femminile, e facciamo tutte queste canzoni, che sono 25 canzoni che noi facciamo in ogni spettacolo. Sì. E stiamo girando veramente il mondo dal 2010 e ci sta dando delle grosse soddisfazioni. Un tripudio, insomma. Sì, perché noi adesso stiamo mirando di avere un po' di televisione a disposizione a livello nazionale per informare di più la gente di che cosa sta facendo Mario Trevi Luna Bianca Turbo Folk. Mario Trevi, work in progress, c'è una persona che non si ferma, veramente non si cura sugli errori, ma si rinnova continuamente perché è uno spirito libero e nello stesso tempo sa quello che fa. Diciamo però la verità, essendo un grande artista, lui può fare qualsiasi cosa, si può permettere certe licenze, insomma, e che quindi... Sì, io però devo anche ringraziare questo amico Giovanni Brignoli, che sarebbe il proprietario dell'Azzurra Spettacolo, dove lui ha veramente 30 cantanti, diciamo, incominciando che rappresenta come agenzia, insomma, Toto Cotugno, Marco Masini, insomma, i Tiro Mangini, Max Gazzè, Manuela Villa... c'è un bel portafoglio Amedeo di artisti, Minghi, insomma, sì. Grandi artisti, e io faccio parte di questo grande diciamo così cast di artisti di questa agenzia che si chiama l'Azzurra Spettacoli. Bene, quindi questa è una cosa bellissima che piacerà tantissimo. Ovviamente noi faremo ascoltare poi nei prossimi giorni anche delle canzoni tratte da questo tuo lavoro, che mi pare si chiama proprio Mario Trevi Turbo Folk, mi si pare. chiama Mario Trevi Luna Bianca. Luna Bianca, benissimo. Ascoltiamo un'altra canzone e poi, ahimè, arriviamo ai saluti, Mario. Questo cuore è masti torgi, sempre in faccia a furgitelle, meno mantici e martelli, per un cuore incatenato.
ma però sto cuore è tosto e un'acciara consistente che martello e fuoco ardente non ci possono faticare. Sta canzone viene a te, sta canzone viene a te, Caterina, 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 Caterina. Voglio parlartelo solo, voglio parlartelo solo, per fa quella cadde chi, per fa quella cadde chi sto cuore ama sti forgi, s'è imparato gioielliere, capofana nella fede, per non innamorata. Ma per far stare la fede, nata mano non c'è vorrei, che strignessa mano mia e sta mano già tu va. Sta canzone viene a te, sta canzone viene a te, Caterina, 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 Caterina. Voglio parlartelo solo, voglio parlartelo solo, per fa quella cadde chi, per fa quella cadde chi. Sto coraggio gioielliere, ma vuoi essere pittore, per pittare una scena amore, io soggetto è chi sto qua. Una brunetta che m'abbraccia, miese giura profumata, e con l'occhio appassionata s'abbandona con la me. Sta canzone viene a te, sta canzone viene a te, Caterina, 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 Caterina. Voglio parlartelo solo, voglio parlartelo solo, per fa quella cadde chi, per fa quella cadde chi. Bene, rieccoci qua per i saluti, ma prima dei saluti ovviamente diciamo il progetto quindi Luna Bianca è in corso, quindi anche per i prossimi periodi tu sei impegnato in questo senso. Siamo impegnati e veramente grazie, vi voglio ringraziare tutti quelli là che sono veramente, che hanno fiducia in questo spettacolo, perché sono stato l'altro ieri all'agenzia, all'Azzurra Spettacoli che sta esattamente a Santa Maria Capovetere, e mi ha detto che ci sono un sacco di serate da fare, nonostante la crisi. Io ringrazio veramente i comitati che credono in noi e grazie. Ti verremo a seguire un poco tutti quanti. Un'altra curiosità: Melito, che è la tua città natale, poco più di un anno fa ti ha dedicato il Mario Trevi Day, cioè una giornata trionfale dovuta ad un artista ovviamente che è conosciuto in tutto il mondo e che tanto lustro ha dato, quindi credo un atto straordinario anche se meritato. Cioè, raccontaci un poco come cosa è successo. Sì, io sono stato chiamato dal sindaco e mi ha detto: maestro, possiamo fare un appuntamento al comune qui di Melito, il suo paese natale? E dico sì, va bene. Ci siamo incontrati e lui mi ha detto: noi vorremmo il piacere di avervi qui a Melito con il vostro spettacolo. E io ho detto sì, mi fa molto piacere, anzi è il mio paese, mancava solamente il mio paese come serate da fare e già fatte. E sono andato a Melito e ti dirò che c'erano 10.000 persone. Questa è una cosa importantissima, credo che sia, come dire, un'occasione per ribadire l'appartenenza. Io non ci credevo, sai, ecco. Io non ci credevo, dico, ma sai, il mio paese, perché tu lo sai molto nessuno meglio. Nessuno è profeta in patria, si dice, vabbè, ma... E invece lì forse sarà stata la curiosità, poi hanno visto questo spettacolo molto giovane, molto allegro, molto frizzante, e addirittura qualcuno ha detto: Mario, ma fa che ti sei drogato? La droga ce l'ho dentro, è nato nel DNA, gli devi dire. Bene, siamo ai saluti. Mario, io ti chiedo, come faccio con tutti i nostri grandi ospiti, di fare un saluto personalizzato agli ascoltatori di Radio Amore. Vedete, io sono venuto qui con piacere a questa Radio Amore Migliori Anni
Anzitutto perché Antonio Romani è una persona molto saggia, molto simpatica, una bella persona. Grazie. E nello stesso tempo sovvenuto di persona. Al di là della pubblicità, come la vogliamo chiamare, sono venuto qui a dire queste testuali parole. Voi napoletani non vi dovete vergognare in nessun modo di essere napoletani, o quelli buoni, o quelli cattivi, o quelli medio. Siamo napoletani, difendiamo la nostra Napoli e diciamo sempre viva Napoli, viva le sue belle canzoni e viva gli artisti che il Padre Eterno gli ha dato. Grazie Mario della tua disponibilità, della tua presenza qui a Radio Amore. Io mi aspetto ovviamente una tua visita quando tu ritieni opportuno. Le nostre, i nostri microfoni sono sempre aperti per te. Grazie. Buone cose, tante cose a tutti, auguri, buona salute. Ciao, grazie e arrivederci da Antonio Romano. Tramonta luna e noi per recitare l'ultima scena restammo mano in mano senza tenere coraggio di guardare fammi quella che indifferentemente tanto saggio che so per te non so più niente e dammi sto valente non aspettati mai che indifferentemente se tu m'acciri non ti dico niente. E ride pure mentre mi scippa pietta che sto cuore non sente più dolore e non tengo più lacrime per te. Dammi sto veleno, non aspettati mai, che indifferentemente se tu m'acciri non ti dico niente. E indifferentemente io perdo te. Avete ascoltato Osalotto e Ronnandonia. Appuntamento al prossimo ospite.